fatto. C'è un po' di farugli e siamo a posto. Allora, tu sei attivo. Ok. Gianmarcone, sei pronto? Sì. 3, 2, 1. Nuove foto di Kingdom Hearts 4. Bello. Ma tech demo. Puoi giocare con Topolino. Ammazzatevi. Ah, è vero, ci eravamo fermati proprio su un momento molto figo. Momento Claw. Ok, tutto a posto. No, non così, non così. Non c'ha la banana lei, bro. So che anche mi sembra un Pokémon. Sì, così. Diciamo che molla più debole l'altro, perché a parte che c'ha i poteri psichici che Deve sono forti, potenziarli. però loro, minchia. Dodge. Ma sta Cichiti chi è che ogni tanto la butti in mezzo pure l'altra volta? Ma sei Bro, nudo? combatti nudo, amen. No, si becca pugno in faccia. Il Kuloschi da fuori. Vero, anche questo. Proprio lei è andata. Oh, calcione. Madonna. Sti cazzo di poteri telecinetici. Bro, non ce Non l'ha. alzare gonnellina. Fare il sozzo. E non cacciare fuori quel coso per piacere. Ah, è anche vero però che scientificamente il clitoride è Eh beh, un sì. pisello che non cresce. Quindi. Ah, buonasera, Go Oh Wesker. no, sono gli altri. Sì, sono gli altri due serpo. Meglio così, onestamente, che. Che la già credevi di essere la prescelta. Con sti poteri è finita. No! Ah. Boh, è vero che stanno qua femmine, maschi, prendono tutti i cazzotti in bocca. Vabbè, ti devi un Beh, non attimo muoiono sfogare perché ancora. hanno lo spirito che li protegge dai colpi critici. No, La se no mettiamola era così. mai No, male. muori da un colpo così. Tu sei ancora nudo? Dove sta? Oh, cazzo, mo c'è una palletta sola. C'ha? Una Una palla palla. sola, sì. Oh, ma trasformati, che cazzo te ne fotte che sei nudo? Resta comunque il punto principale. Perché la scuola all'improvviso è cambiata e li hanno Ecco il attaccati? Gli potere, alieni? sì. È il potere che hanno loro, che creano quella barriera strana. Cazzo. Questi cazzo di poteri. E mo arriva l'altra. Quindi è anche più potente. Ciao Oi, Gabri! Gabri, bonsoir.
È vero, perché l'altra volta erano 2 che lo bloccavano e l'altro Uno che gli provava a faceva. fare. Certo. Vai, Gabri, vai tranquillo. Noi anzi vogliamo i consigli. Oh, Konosuba, lo conosco. lo conosci? Di che parla? Allora, è particolare, dovrebbe essere sul cibo se non erro, però potrei sbagliarmi con il nome. Vado a vedere un attimo. Eccola qua, è arrivata. Ah no, è quello là degli avventurieri, Ah, Eccoli qua. A 2022. posto. Sbagliato. Che se c'è su Netflix e cose varie, noi ci vediamo. Mi piace, devo dire la verità, sto format, sto modo, No, che noi comunque, non potendoci vedere durante la giornata, abbiamo trovato questo per riuscire a vederci qualcosa insieme no, per quanto è possibile. anche se io il prossimo già ce l'ho. Qual è? Il prossimo noi ci vediamo Mob Psycho. Ok, Ah, sì. ce l'ho nell'elenco di quelli là da vedere. No, Sì. lo so, lo so. Io e tuo fratello l'abbiamo finito insieme e siamo rimasti quella sera, eravamo totalmente senza parole. Penso non abbia veramente difetti Mob No, no, Psycho. va benissimo. È lo stesso autore di One Punch Man. Noi ci Infatti molte hai delle troviamo, somiglianze. noi ci troviamo un anime qualcosa. Ci facciamo quello, poi ci mettiamo un titolo collegato vicino e via. Poi per chi ha Netflix o la piattaforma dove si Oh, appoggia, se vedere pure funziona col dalle nome. parti lo condividiamo. Mo vi sapete chi è quell'altro, però. Il quarto ragazzo. Che c'ha i poteri, immagino, anche lui ci avrà. Io questa me la devo mettere come suoneria. È molto bella. E tu mi devi rimettere a me il presidente quando ti chiamo. Sì. Dopotutto io sono suo figlio. Io sono stato adottato. Ah, io poi ieri a 7 ho lanciato una propostina semplice poi. Ok? Gli avevo accennato del fatto di Persona 5 oggi. Ok? Se io te la butto in maniera leggera. La gilda italiana più forte d'Italia. Punto, senza Vai. se e senza ma. Va benissimo. Sì. Effettivamente una mano comunque va bene. No, come non detto. Ma si riavvia se fai così Ma poi. vuol dire che no, frati, stanno trattando una merda, ma picchiali. No, no, togli quel no. In testa? L'ha trasformato. Gli ha dato un power up. Oh, Ma che cazzo è sto? cambiato totalmente. Ah, fammi vedere se ho tolto. Se ho tolto. Wow. Un culo. Ah, colpi a distanza. Aia. Aspetta, ma devo fare solo un attimo una Vai. cosa. Ok, così. Ok, voglio solo controllare una cosa. Ah, ok, ok, non c'è, non c'è. Giga Worker. Hanno riusato il frame di prima, tra l'altro. Vabbè. Bastardi. Paga uppercut. Paga uppercut. Canocchia. Ah, È perché turbo nonna velocità, tu velocità te la fai. che cosa sta succedendo? Ah, boom. Ah, è una danza proprio fanno. Potentissimo, è pure nudo. Infatti c'ha E il lui è pisello sulla nudo. sua schiena. Dai, diglielo, bro.
Ma tu a lei queste cose non gliele devi dire, perché sennò poi, capi? Infatti sì, sorella. No. Oi Pierluigi, Ciao bonsoir. Pierluigi. Oggi è vero. C'è l'altro C'è coso che l'altro è il coso di drago prima, Loch quello che Ness. butta i cosi, Ecco qua. Però Loch Ness attacca tutti, non se ne fa in proprio. versione acquatica. Ah, è tolto tutto, non c'è più niente sotto. Mm, Com'è? diventato tutto d'acqua. Ah, Ok, quindi mi appare il mostro che si è visto nel teaser l'altra volta. E questo è lui, quello che già abbiamo visto. sembra un po' più grande. Conosci? Farugli? Ah no, giustamente l'avevi visto. No. Infatti sì. Sembra il mostro di Loch Ness. Tu te ne approfitti, perché no? Ecco. Porca troia. Minchia, l'ha shottato in un secondo. Ma quindi aspetta, loro si sono ritrovati qui per caso e Nessi, diciamo che ha creato sta zona. Allora, la parte acquatica, sì, io credo che stiano facendo interferenza fra Due il poteri. dominio loro, chiamiamolo così, e quello di Loch Ness. Ok, loro hanno attaccato i protagonisti che vogliono la banana. Questo è chiaro, ce Sì. l'hanno detto 80 volte. E lui invece è il L'altro mostro della è perché è canocchia. entrato qua e... Ness non lo so, Loch Ness non so che ci fa qua. Ah, è quella la domanda che mo c'ho Questo io. non so. Forse il suo territorio in qualche modo? Che non sono manco alleati a sto punto. Infatti, però, che canocchia sei se non respiri? È vero. Chiamando scoccia ogni volta, però. Non si fa così sott'acqua comunque. Ah, Ecco. No, ma non si può ma combattere l'altra così. dove sta? Ah, sta là. È stata buttata su. Non è il caso, ragazzi, di fare lei. Vabbè, voi alla fine vi metterete insieme. Sta cosa l'abbiamo capito. Vabbè, No, vabbè, mo... ecco, a posto. Oh, ma dagli occasione di spiegare. Che poi noi abbiamo visto che è stata lei che l'ha buttato a terra. Tanto vede un bravo guaglione, non dice bugie. Ha solo uno spirito ed è maledetto e c'ha una palla al momento, però, cioè, Questo è vero, lui è molto nudo. E quello è molto esplosivo. spostatevi. Così. Cosa è successo? Scambio d'ossigeno. Primo bacio già così adesso. Limone nudo? No, Vabbè, però vabbè, ti ha spinto. Che ha fatto? Ha fatto qualcosa. Ah, giustamente se lo tirava. lo fa sgusciare proprio letteralmente. Ok, ci sta.
Bell'idea. Via quella. Presa? Penso di sì. Ragazzi, facciamo aggiungere anche il quarto membro, così siete un bel team da 4. È una buona idea. Pompi, togli l'acqua dai polmoni. È fatto. Ma tu dovresti fare il medico, sorella, con sti poteri. Mo iniziamoci a salvare dai demoni, alieni, spiriti e quant'altro. Poi vediamo per il matrimonio. Aspetta un attimo. Non c'è un prete qui, quindi. Mi sa che è morto anche questo, sai, lo zio? Sì, Sì. sì. Ne ha ammazzati 2. Allora, intanto sta facendo un favore ai protagonisti. Eh sì, è rimasto solo lui. Aspetta che muore. Come di fondo? Non è un No. cavo. Non è un Inizia con K, ma non è un cavo. Vabbè, ragazzi. Vabbè, diciamo che forse avrei da ridire. Wow, bro, comunque sei veramente fortunato, amico mio. Cioè, 2 tipe praticamente nude addosso. Toste. Ok, questa è la scena che abbiamo visto l'altra volta. Ok. Lo sì. Ma che cazzo sei, Poppo? Si sono fusi. Eh sì. Ah, sì. Che però dovete pensare pure ad attaccarlo, che a questo punto ne avete due un bel po' pericolosi in mezzo. Però l'altro attacca comunque tutti, quindi non è solo contro loro, almeno Loch Ness. Se riescono a far mazzare lui da Loch Ness, Nesci, mo dobbiamo vedere se è davvero lui o se è suo cugino. È comunque una Però comunque è citazione. lui, sì, sì, sì. Vogliamo spezzare il collo? Va bene. Tanto lui prima di attaccare si illumina tutto, quindi no, questo è Ah, male. No, questo è un male. Però lui si è attivato, prova di nuovo con il raggio. Giusto in tempo. come si dice in inglese, just in time. Justino time. Esatto. Sì, alla fine con la fusione ha deciso di imitare Sì, praticamente il Loch Ness. ma poi quando riappariranno a scuola dopo che hanno risolto tutto, saranno nudi davanti a tutti. Può essere. Problema. No, 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 no. Questo è il problema. Effettivamente sì, avete perso già Però mi due sta venendo il dubbio, alleati. non è che si sono fusi pure col Nessi e l'hanno proprio perché ci assomiglia veramente tanto e non sta apparendo più. Forse hanno preso anche l'altro e sono fusi tutti Sì, e... magari non ci abbiamo fatto caso. Eh sì, guarda, è tutto molto caotico, quindi non si vede proprio bene. Ma penso di sì che le linee sono quelle alla Eh, fine. è vero, mo c'è una sega.
perché l'ha tirato fuori dall'acqua. Fottuto. Che non ti crea una bolla psichica con un po' d'aria dentro? Effettivamente È è vero. vero? No, un momento no, Mo ti momento sciocco. no, momento no. Gli entra direttamente in bocca, Occhio alla signorina. l'ha sfondato completamente, Sì. rotto. E Game over, arrivederci. è andato. Maledetti serponiani. Sì, Però adesso ossigeno, sì, perché sennò è signorina stato un Capelli. attimino... Però aspetta, mo uccidendoli si dovrebbe annullare il dominio là. Non mi dire veramente sono in classe in mutande e nudo davanti a tutti. Sono a scuola. Tutti bagnati... No, Lo zio, no, e lo tu zio, vieni arrestato... lo zio. Oddio, arrestato no, perché c'è l'abbraccio, Se quindi... stanno davanti a qualcuno oggi verranno espulsi. E l'altra? Spona anche lei, ma non so dove spona. Lo zio. Lo zio che fa? Pregate per voi che è pomeriggio e la scuola è chiusa e siete da soli, perché se vi beccano adesso In Giappone la scuola chiude tipo alle 6 di sera, lo zio. è finita. Però vabbè, vi vedono uno o due. Sì, però sei nudo. Però tutto quel liquido non è che pensano che succede. Cioè, capi? È tanto liquido. Cazzo, sono tutti, È tutti. finita. Il preside dov'è? No, e dovete cambiare scuola. Poi appare pure lei. Cambio scuola, cambio città. Che sono nudi. Finita. Finita. E mo dobbiamo vedere che succede. Allora, già mi Oh, vado a fare un attimo prego, vai, inizia, e settiamo torno la prossima e subito. mettiamo pausa. Allora. Come tornano a scuola adesso questi No, allora, io ragazzi? non potrei mai tornare. Allora, io forse. Tu stai là, bro, stavi nudo con due tipe. Però no, no, Loro forse un in po' orario di scuola, capito? forse no, tanto questo mo è espulsione palese. Lui nudo completamente. Ecco.
Eccoci qua. Allora. Adesso esce lui. No, t'ho detto sigla del telefono. Anche perché di solito ogni anno verso questo periodo qua, Si cambia la sì, suoneria. io mi cambio la suoneria e ne scelgo una. Questa al momento Ah, un pezzaccio incredibile, così. rischia di lottarsela, sai con chi? Con Dead Stranding 2 le canzoni che ci saranno dentro. Non con No, e allora mi piace lo stile del primo delle canzoni, e già lo feci quando uscì il primo. Se Dead Stranding 1 mi fa Dead Stranding 2, penso che Kojima ha un ottimo gusto musicale. E fa uscire anche PT, quindi questa cosa è buona. Mo deve uscire lui in qualche modo comunque. Almeno prima della fine di questa prima parte di stagione. Allora, sono 12 puntate. Ci restano le ultime due, già. Sì. Però il mese prossimo esce la stagione 2, quindi mentre gli altri hanno dovuto aspettare mesi, mesi e mesi, noi così. Il più forte. Setons, buonasera. Settonso, io ti ho mandato un bel messaggio, Settonso. Io ho visto la live e l'ho seguita, è tutto vero, tutto ufficiale e ho letto oggi che forse sarà pure in italiano. Come il film? Non esce la seconda stagione, Setti, perdonami. Ah, se c'è la seconda stagione è pure un film. No, mi sono perso qualcosa. No, alla fine Ah, un film. film? Salve. Vabbè, vedremo film allora. Ah, La capito. preside. Sembra un'infermiera. Chi sei? Traducicelo. Ti prego, picchiami con quel bastone. Ti confesso che verrei punito con piacere anche io, non lo nego. Lady Sensei. Ma lei c'ha 20 anni, ma perché siete tutte così toste? Sì, perché doveva essere la parte 2 della prima, ma poi è diventata la seconda stagione che poi è Ah, diventato ok. un film. Vabbè, allora appena esce ci si vede film. Va bene. Allora esce sempre su Netflix. Forse al cinema esce prima, sai? A volte lo fanno sto fatto. Allora, domani se ci sentiamo, ricordamela sta cosa. Certo. Che se esce pure a distanza di qualche... Ok, Solo vediamo quando... quando esce su Netflix. Al limite ci organizziamo la serata col teleparty. Se tu ce lo vediamo tutti quanti insieme contemporaneamente e ci prendiamo una bella seratina. Non sei la prescelti, è caduto un testicolo in testa alla fine. Ah, ha seguito il manga, mi sa, Setti. Ah, ok, ok. Certo, sì. Tanto ci mettiamo delle parti, ce lo settiamo. Settiamo. Settiamo, giustamente. Setti ti amo. Mangozzo. Non sono sicuro si dica Mangozzo. Se lo legge Settozzo si chiama Mangozzo. Cioè, è logica, Gianmarco, scusami. Perdonami. Anche questo è vero. Anche io, mano. Grande. Ok. Oddio, Quindi è una magari... guerra un po' strana e loro sono capitati nel mezzo. Magari sì. Ma la tua palla non è il futuro dell'umanità, forse. Non... Vabbè, mo sì, in questo caso sì. In questo caso sì, dai. Tu in realtà non eri nuda, eri con costume sostanzialmente. Lui era nudo. Era coperto davanti, ma il popò... Era comunque nudo, sì. Totalmente nudo.
Ecco. Capito, però ti hanno pure salvato la vita. Aspetta un attimo. E non c'è stato modo prima, stava spiegando. Poi sono successi un attimo alieni e cose varie. Io mi stavo allenando. Ecco qua. Come A posto. Gohan. Tu sei il nuovo Goku, non lo sai ancora, ma sei il nuovo Goku. Anime style. Sì. Vabbè, perché no? Tu già sei figo, sì. Vabbè, Oi. ecco, altra esplosione. Ma ti tira il pisellino. Come perché? È perché è una bella sensazione. Vuole sentirselo dire per piacere a una ragazza. Diglielo. Vai che lo dici. Niente. No, è caduto il capello, casino. Momento anime caduta di capelli. Sì. È diventata pelata, casino. Effettivamente. No, è come gli spieghi demoni, alieni, spiriti e cose varie. No, no, no. Ecco qua. Ecco, vai, caccia le idee. Eccola. Dai, dici Trisom, dai. Ok. Eccola. Che poi è vero. Ma brava comunque. Per la conquista del maschio alfa. Vabbè, dici sì, così sparge la voce più tranquilla sta cosa. Sì. Che anche questo è vero. Oh, è vero. Cioè che lui era nudo non è un problema sta cosa. Vabbè. Mamma mia. Poi anche questo è vero. No, No, non create guerre di classe inutili ma adesso. Ecco appunto. poi, vedi, Dai, parla e dici che non è vero. ciao Settone, bentornato.
Ok, sei buona, sei buona, Attenzione. sei buona. Questa scuola comunque non studiano mai. Perennemente classe vuota, non fanno un cazzo questi ragazzi. Solo gossip, Vabbè, guerre con spiriti, sto alieni. parlando come un genitore praticamente, ho 27 anni. Tu potresti essere il loro professore all'incirca, così. Allora, ragazzi, oggi vi insegno a fare rignoffa. Ma sti cazzi. Cioè, solo sto giardino, No, ve lo devo solo fare. sto giardino è grande quanto la mia vecchia scuola. Va bene. Giappone. È il Allora, decimo. il decimo. Ok, allora mo appare la mucca. Hai visto il titolo? Sì. Hai mai visto la mutilazione del bestiame? Lo so, Mucca! mucca. Mucca nemico No, mo finale. esce il ciupacabra, quello che si mangia le pecore. Setti. Setti. Dopo di questo abbiamo sbloccato la Troll Room in Blueprints e dobbiamo andare a mettere quella. Settone. Dobbiamo mettere quella assolutamente. Non sappiamo in quante run. E poi abbiamo sbloccato la Dare mod. Infatti. Infatti. Aspetta, Delle cose, fermi. delle cose di cui ti ho detto ieri a telefono, Gianmarco già sa tutto. Non si è tornato. Si è teletrasportato di là. Ma poi è pieno di sborra. Effettivamente. No, lo zio, quindi gli ha iniettato sborra fondente. Sborra fusionante. Non gliela fa. Morto. Ah, sì, sì, gliele ho dette. Abbiamo lo stesso livello di conoscenza adesso. No, lo zio. No. Ha detto anche lui un po' di parolacce perché mo giustamente ha detto sì, però noi vogliamo mettere le mani sopra. Capì? No, hanno salvato. Alieno, nuovo membro del party. No, non è un K, signora. No, signora, non è un K. Eh? Non è che ti puoi fondere col prossimo PG che diventa pugile l'altro PG. Un K qualsiasi Va cosa bene, dice quella donna è legge. va Anche, bene. anche. È un K. Ma lui in realtà non è No, cattivo. lui è buono. Assistente sanitario. Allora, noi terrestri di base siamo buoni, poi ci sono i figli di Bottana, quello è un altro discorso. Mamma mia. Hanno tipo catturato un Pokémon. Sì, Mamma però mia. no col guantone, però. Come orribile. Ma no, ma sta mangiando. No, ma non gli puoi dare solo lo zenzero. Capite? Ma questi ma ogni scena si menano l'uno con l'altro. Vabbè, però No, c'è un problema grosso. cosa ti serve? Ah, Ah, ok. ti servono i soldi. Ma pure sugli altri pianeti c'è il problema, capito? Pianeta. No, pianeta.
Ma non mettere parole in mezzo ogni tanto e non ci fai capire niente, ya. Ecco appunto, mo l'ho detto. Oh, stanno messi esattamente come noi alla fine, eh. Va bene. No, Canocchia. No, Rozzi. Lei stava con noi, ti aiutiamo. Eh, sangue. Scusa, non si può fare un prelievo? Bravo. Il più forte comunque, eh. Ecco, è che mo ogni occasione gli devi mettere la spondella. Però se non ti assumono perché dicono che non sei abbastanza forte. Non dire quel nome. Dire quel nome è finita. No, però non può finire così. No, tu devi essere aiutato, bro, e ti aiuteremo. Però a questi qua li sta mandando qualcuno. Perché lui il suo nome non gliel'ha detto. Lui lo conosceva. Vabbè, però l'avevano preso gli alieni, l'avevano Gli assoldato. alieni. Cioè, quelli là. Gli alieni o conoscevano il nome che l'hanno letto da qualche macchinario o qualcuno ha mandato a prendere lui. Guarda, che c'è politicamente corretto. Ma no, meno male, pensiamo. Aspetta, lo Cioè, non avete il sangue, avete il latte nelle vene. là. C'hanno il latte nelle vene. Ma che cazzo stai dicendo? Questo è un plot twist inaspettato totalmente. Beh, il latte è un po' il sangue delle mucche. Signor, non è un vabbè. Vabbè, possiamo comprarne un altro tipo. No, Rozzi, la mucca veramente. E tu torni sul tuo pianeta con una mucca, diventi proprio la divinità suprema. Comandi La letteralmente tu. mucca può stare sul pianeta. Allora, mo, se la mucca può stare sul pianeta, aspetta. Vabbè, era più facile del previsto. A Eccola. posto, ecco perché la mucca, ok. Mo c'ha senso. Se ci servirà un giorno, vieni a darci una mano. Anche perché sei pure forte e sei un pugile bello veloce. A posto. Ma nessuno la vede quella cosa. Ok, proteggerò questo pianeta, l'ha detto. Lui mo farà il ritorno in grande stile nel momento appena aspettato, tutto bello pompato perché si è fatto i soldi ed è diventato uno grosso. Yeah. Tanto ci abbiamo gli amici alieni, metti là un giorno. Sa, nonna però pure insiste, mamma mia. Però come ha detto pure Setti prima, ha ragione la nonna. Ragione la nonna. No, Dodore lasciamo. Ma guarda, tutte e tre, scusa. Vai. Oh.
diciamo. Ah, T'ha fatto. Hiroshi? Chi è Hiroshi? Ma cosa? E chi è mo? Chi è ora Hiro? È lui! È il PG! È Come Gigi? Gigino, è Gigino. Gigi! C'è Gigi. Chi cazzo Chi è? cazzo è mo Gigi? Scusateci. Cugino? Nonna, però se togli un attimo Ah, qualcosa davanti perché un attimino ci distrae. ah, cioè abbiamo un elemento di disturbo adesso. Aglia. Aia, Aglia. Problema. aia. Problema. Ma allora. È arrivato Gigi, È arrivato Gigi. È arrivato Gigi. già mi sta sul cazzo Gigi. Gigi deve buscare. Ma ha guardato storto poi, lo zio, non mi devi guardare storto. Sì, la guardia ha detto, ah, aspetta, lui è quello. Vabbè. No, senti, Gigi deve prendere le bot. Ha guardato storto il mio bro. Non si guarda storto il bro. Ma in modalità nonna, ti passo addosso, ti scamazzi. Ha fatto un po' come A-Train nella prima stagione con la fidanzata di Sì, Yuri. rimasto un attimino con le braccia. Così deve rimanere Gigi. Certo, ma io sono poco informato e che non mi sto andando neanche a cercare cose su internet per non avere spoiler. Che visto che mi sta piacendo tanto, devo dire la verità. Ma dopo il film, che tu sappia, cioè ci sarà altro o dopo il film più basta? No, credo che le altre stagioni siano sicuro confermate che Ah, andrò ok, bene. ok. Ok, ne voglio ancora, quindi che se no prendo il manga e fatto. Ci sono almeno altre Ah, 4. Va voglia. benissimo. Settone sempre pronto a darci ottime notizie. Grazie. Allora, Teserino. Ecco. Oh no, i manichini. Oh no, Gianmarco Oh, mi Manichini. era uscita sta foto che ti volevo far vedere. Ok. Io non so se lo hanno confermato, ma il manga è molto avanti. Poi, per quanto è stato amato, sono sicuro che ne faranno altre. Allora, se le fanno, ce le vediamo. Se non le fanno, compro il manga e risolvo il Ah, la problema. scena originale era il Millennium Falcon. No, che chissà perché allora non l'hanno fatto. Forse qualche cagamento di cazzo. Allora, Comunque, tu che sei un grande fan, se non erro, anche dal tuo nome di Wesker, no? sì. In questi giorni molta gente ha chiesto una cosa. Se lo dovete rifare, potete prendere l'attore che fa Patriota in The Boys a farlo. Effettivamente lui sarebbe un Wesker perfetto. Lui è Wesker, punto. Ok, non l'avevo mai visto È sotto uscito, questa no, ho ottica qua, sì. detto, direi lo zi. Poi gli occhi rossi già li ha lui di base. Allora, Penso questo possa andare attivato, bene. questo attivato. Aspetta se tu che ti rileggo subito. Sì, Settone, io non so neanche se poi l'hai visto il messaggio. Io il 26 ti voglio su modalità combattimento. Ok, qua tutto a posto, qua tutto a posto, qua tutto a posto. Te già ti abbiamo aggiornato, quindi vai bene anche così. Non ho 26, Settonzo, 26. 26.
Aspetta, di cosa sto parlando io? Non è che stiamo parlando di due cose diverse? 26. No, no, ho Sì. visto prima il 26. E vedevo un attimo sul Discord prima, nella versione aggiornata cinese, c'è un file di testo con alcune indicazioni che hanno riportato comunque già sta cosa qui. E tra le lingue supportate c'è proprio la voce italiano. Mo finora hanno parlato di inglese, non so, però a questo punto mi sa che è proprio il lancio quello bello. Quando carichi il gioco in Dare Mode è tutto blu. Tutto... Pensavo si fosse bloccato lo schermo, ho detto è successo qualche problema. Allora, switchiamo. Dovrebbe essere tutto quello che è uscito finora, pure nella versione cinese, quindi poi dovrebbe andare avanti quasi in contemporanea, da quello che sembra. Se riesco a passare pure il salvataggio e il profilo e tutto, siamo a posto. Quello non... Però io comunque lo ricomincio e penso lo porto pure in live. Mi continuo comunque la versione cinese, però finalmente dopo un anno e mezzo, minchia, sono sempre indietro i global. Però la cosa è che, te lo dico perché poi ho continuato a seguire le notizie giorno dopo giorno. eh, Finora i personaggi sono sempre stati comunque nascosti, soprattutto i protagonisti. L'ultimo personaggio, la ragazza che è stata aggiunta nella 4.0, già è stata presentata pure oggi ufficialmente per la versione inglese. Tranne 7DS di Village che sono i migliori. Quindi mo non so come si comporteranno. Però di certo che già hanno fatto vedere il personaggio, già è una cosa buona. Io mo allo stato attuale hanno sbloccato il nuovo palazzo, però solo la prima parte. Allora, noi dobbiamo fare una stanza, una e una soltanto. Ma il problema, come fa ad apparire sta stanza? Frutto. Allora, frutto non so, però laboratorio per vedere la cosa di ruota e capire l'enigma di ieri e sbloccare il computer, quello lo dobbiamo fare. Qui non c'è niente di nuovo, qui a posto. Strano se lo facessero in contemporanea, che sarebbe già sbilanciato con il fatto che ci sono già un anno di personaggi. Ma io mo tutte queste cose me le voglio un pochino vedere. Io già l'ho messo pure su Steam, bello pronto. Penso che c'ho il titolo da fare un pochino in pre-live, senza che mostro troppo dalla versione CN. Mi ha fatto uno strano vedere quei menu con i simbolini scritti in inglese oggi che non hai idea. Allora, Gianmarcone, questo. Lo Sì. Joker. Allora, se tu da quello che hai giocato tu hanno aggiunto anche una seconda sezione di potenziamento per i personaggi, non ti dico il mio Joker che cosa combina adesso. Ma mai quanto riuso. Io ci sono riuscito ad aumentargli il critico. Io lo uso negli eventi settimanali quando ci sono i boss di livello 80-82. Lui entra, altri due lo faccio un attimino fullare e potenziare. Gli faccio usare l'abilità che salta il turno ma recupera di critico e di forza. Mi ha Tutto dopo. tirato delle botte da 2 milioni di danno. Nemici grossi, proprio grossi che ci volevano, fatto dei fight avanzati che hanno modellato la difficoltà in un modo abbastanza ottimo. Nonostante io ci stia giocando da un anno, le nuove sezioni che aggiungono comunque sono fight impegnativi da 20-30 minuti. Non è che so fight che termini velocemente perché sei potenziato al massimo. Mi tira la ceppola da 2 milioni e vanno tutti giù, Setti. Vanno tutti giù. Oggi noi dobbiamo puntare verso il centro, secondo me, eh. Sì, Sala del Trono dovrebbe stare centrale come ci siamo detti ieri. Noi mo iniziamo a puntare là e vediamo un attimino. Rignoffa, rignoffa. Ma questo Porcello non forse... c'è più. però le Voi carte non del vi possiamo sassetto. Ah, non spegnere. si può fare più niente, ma qua. Ci ha poldato. Vabbè, tutti ci siamo Però ci ha comprati la fatto roba. saccheggiare tutto il souvenir shop. E mo Tutto. dobbiamo vedere anche la pull.
col costume da bagno. È vero, è vero. No, Setto, ieri abbiamo sbloccato un casino di cose. Sì. Comunque tu se trovi un pochino di tempo, credi, riprovatelo. Solito problema di Blueprints. Sempre lui, ragazzi. C'ha la miseria. Sempre lui. Allora, Setto, tu che sei del settore, Del settore. ti dico, io ho impostato la Stream Deck, tutta bella, ci ho messo 2 o 3 giorni, ho impostato ogni singolo comando e macro in modo tale che funzionasse tutto come un perfetto orologio svizzero. Mi funzionano tutti i pulsanti. L'unico gioco che continua a darmi problemi dopo settimane è Blueprints. Ci ho fatto un pulsante per far partire Meld, già tutto preimpostato con tutto pulito, chiuso, senza che capita microfono spento e altro. Blueprints fa cazzare i suoi, sempre. No, è Blueprints che c'ha un principe a volontà propria, mettiamola così. Anche perché, per farti capire, ho impostato per ogni singolo gioco e titolo che ho adesso di quelli che stiamo facendo, ho fatto prima il comando mostra in live e poi gli ho fatto dopo un paio di secondi stacca da rendilo invisibile. Non si vede nemmeno la chat. Aspetta. Aspetta, la chat può essere per il programma qua che ha fatto Grapicci. Welcome back. No, il programma per la chat è aperto. Ok. Fino a ieri andava. No, sto vedendo. Aspetta, l'unica cosa che posso fare... Ok, aspetta un attimo che sto riavviando l'applicazione. No, ma poi visto, stava andando tutto. Ieri andava, eccetera, eccetera. Ma all'improvviso ha deciso di non andare. Mo cerco un attimo di capire. Quando guarda questo problema, ragazzi, la qualità sta in questo. Gowesker is here. Buonasera, Gowesker. Siamo tornati perché si è riavviato. Se tu prova a scrivere. Ok, tutto a posto. Era andato un attimo in tilt il programma. Signor Setti, io qui ho il maestro per lei. Gianmarco è espertissimo del settore. Ha chiesto Setti con quale Devil May Cry iniziare. Prego, Gianmarco. Allora, Setti, prendi appunti. secondo che forse hanno spoilerato le mega evoluzioni del nuovo gioco di Pokémon, un attimino. Così. Secondo che sto vedendo quanto hanno fatto cacare. Allora, centrale dovrebbe essere nella zona è qua. fake, palese. Allora, Setti. Gianmox ora ti inizia a parlare. Ok, di qua. Devil May Cry sono tutti belli. Tutti quanti. Dal primo all'ultimo. Anche il reboot. Dal primo il reboot all'ultimo. make... Quelli numerati. Ok. Il reboot è divertente, però è un po' una troiata. Sì. Però le mega ufficiali, immagini ufficiali concrete ne escono fin troppe, quindi non mi fido troppo onestamente. Però torniamo a noi. Ricordiamo che noi partiamo con 62 monete. Sì. Quindi praticamente Setti, i primi 3 ti devi fare, se ti interessa poi seguire anche la trama, ti devi fare un mezzo segno della croce, soprattutto il primo, perché sono un po' legnosi. Pure la remastered, per quanto sia un gioco frenetico, sono un po' legnosetti ancora. Un mio amico ci ha rigiocato recentemente, che se l'era iniziata anche lui a giocare la saga, hanno un paio di problemi ancora. No, non è fuori. Il terzo si recupera, quarto e quinto vai tranquillo, vai proprio tranquillissimo. Forse a livello proprio di combo efficaggine che puoi fare, il quinto ha sparato veramente in alto. Da quale inizio? Allora, senti, se non ti interessa la trama, parti dal volendo ti fai 3, 4 e 5, che il 3 ancora è giocabile. Se poi vedi che non ti attira, essendo comunque vecchiotto, il 4 è abbastanza moderno, quindi
puoi iniziare da quello. Allora, Se vuoi seguire tutto, parti dal niente primo. ancora. Poi magari no, voglio seguire la trama, ma so che il 2 non piace. Allora Setti, se vuoi seguire la trama ma non ti piace il gameplay, vedi di trovati qualche video riassuntivo se vuoi, perché comunque è l'introduzione del gioco. Anche perché non ricordo perfettamente io, ma mi pare che nei primi pure c'erano più run da fare anche con altri Ho fatto personaggi. errore. Non sono obbligatori se non erro, però se fanno di solito. No, non voglio giocare perché so che poi come è molto è particolare. È particolare. Senti, allora ti dico provaci. Io purtroppo al momento non sono stato capace di rigiocarmeli i primi 3 perché non ce l'ho fatta, sinceramente. Abituato al 5 che ci ho fatto penso più di un centinaio di ore a botta di run e cose, mi sono abituato ad altre cose, onestamente, giocando al 5 soprattutto. Però si sono tutti importanti, quindi se vuoi seguire tutto per bene, 1, 2, 3, 4 e 5 in fila come stanno. Andare. E se poi ci avrai voglia ti giochi la riedizione remake del primo, che però è particolare, ha un suo stile, è lui ma non è lui. Ma non è lui, già che inizia con Dante che non c'ha i capelli bianchi, con tanto di scena della parrucca all'inizio. Sì, ok, però me la sono ricordata la cosa. Sì. Per tutti, soprattutto ai fan è rimasta molto impressa questa cosa, che là proprio ha segnato il suo capolinea. Una roba in... Vabbè, però poi Capcom si ha fatto tutto, è stato un esperimento, è andato... Mi ha fatto il 5 e mi ha fatto godere, quindi io sto a posto così. Ecco, un esperimento come quello, per quanto sia andato in un certo modo, io lo apprezzo pure. Gli do un attimino pure il benestare. Poi è divertente, per carità, pure il remake, però a trama... Anche perché allora, poi mamma Capcom negli anni si è fatta riprendere. Anche se vorrei giocare Yakuza piratoso. Senti, secondo me, parere mio che lo stavo giocando, ma lo devo finire pure quello, mi sono dimenticato. Secondo me ti diverti molto di più con un Devil May Cry al momento, perché Pirates è bellino, ma è niente di che, se ti devo dire la verità. E sai bene che anche io sono un appassionato di Yakuza, quindi secondo me... Noi l'abbiamo detto pure in live, anche perché siamo stati minacciati. Tu non parli più, Alzara. Dici qualcosa, Alzara. Niente. Una volta che abbiamo finito Alan Wake 2 e non abbiamo nient'altro come serie grossa del canale, ci prendiamo da Yakuza 0 e ce le iniziamo. Con Francesco. Io già l'avevo iniziata come serie. Oi papà, buonasera. Già l'avevo iniziata come serie proprio all'inizio del canale, poi tra il fatto di essere partito la scorsa estate e tutto, non è stata possibile portare avanti. Poi visto che abbiamo Francesco che ci rompe la minchia e ce l'ha detto e ripetuto 800 milioni di volte, abbiamo trovato questo tacito accordo. Quindi partiamo da Yakuza 0 e saliamo fino all'ultimo. Pure se ci mettiamo 4-5 anni, tanto alla fine... No, di qua. No, mamma, troppo voglio stare aspetta. No, fai bene, senti, allora, se c'è così tanta voglia, pigliatelo e basta. Sì, tanto è sceso anche di prezzo ultimamente. Comunque si riesce a trovare un prezzo buono. Allora. Come si dice? Ah, ok, no, pensavo mi avessi... No. Ho fatto lo sbronde. No, come si dice? Tipo quando parli fra te e te e te lo spero parli e non pensi. Allora, di qua l'unica cosa è vedere di qua. Di là non è uscito niente. Sono andato proprio centrale per centrale riuscendo a metterle tutte su, no, ma niente. Niente vabbè, proprio. Continuiamo a cercare, non è che va fuori, non credo. Sì, con le tempistiche poi che possiamo avere noi, raga, una serie che non finirà mai. Quello al massimo possiamo anche pensare di metterlo fisso 2 volte a settimana, perché comunque visto che c'è tanto da fare, pure che fai 1 o 2 missioni o ce la giostriamo un attimino a modo nostro, vediamo come portarla avanti.
più che altro se ti Ho vuoi trovato. fare, cioè se vogliamo poi arrivare un giorno a Like a Dragon, possiamo trattare i primi giochi, ci facciamo la quest principale e con gli ultimi invece ci mettiamo a fare tutti i completismi vari, perché sennò veramente non arriveremo mai alla fine della serie. Allora, Il quello fatto che sì. moriamo prima, mi sa. Vabbè, iniziamo a finire Alan Wake e la iniziamo. Vediamo come va in Cioè, live, tu eccetera, e poi muori ci sicuro, regoliamo. io Io no. penso che Tu muoio muori, non ci direttamente. arrivi secondo me all'ultimo. Principe bastardo, bloccato tutto. Però a questo punto facciamo No, no, 4 raga, oggetti. platino il cazzo. Fare i platini in live con Yakuza, ragazzi. Penso veramente arrivate a vedere Enzo che muore. Non sto scherzando. Cazzo che lo salutiamo. Niente ci vieta di... Tanto tu una volta che hai finito il gioco c'hai tutta la parte open e puoi comunque Puoi farlo completarti. quando cazzo vuoi tu. Penso Niente ci davanti a vieta farlo di quando fare vuoi. come ha detto Gianmarco, partiamo e ci facciamo principalmente trama principale e qualcosa che ci è simpatica o che ci Qualche side diverte, quest, cose, pariamo. anche per potenziarci e tutto. Lo finiamo, passiamo al titolo successivo. Quando finiamo tutti, possiamo ritornare sui primi e andarci a fare pure un po' di completismo così in onore dei vecchi tempi. Sì. E cerchiamo di platinarli. No, pure tutte le side quest normali, le missioni secondarie proprio sì, si possono fare, ma se già dobbiamo fare minigiochi, le corse, i cazzi e tutto Allora, a quanto. me ci sta di fare così come ti sto dicendo adesso, ma Come proprio no? senza problemi. Un'occhiatina, una spulciatina a quello che c'è nel gioco come minigame e cose varie la si dà, poi si porta avanti soprattutto la storia principale e ce li completiamo. Quando poi finiamo il tutto, torniamo indietro e ci andiamo a vedere un attimino quello che c'era. Tanto ci siete vari esperti, soprattutto a Ferrari della serie, quindi ci sapete dire voi poi cosa Allora, vorreste vedere. tu dai 8 monete e sei buona. Allora, tu, un usuale, e vai sempre bene così. Tu più che rara. Tu mi servi rara, perché oramai abbiamo comprato già tutto da te. Quei due Vero che però oggetti è si una deve strada a sbloccare tre, qualcosa. attenzione. Gratuito. Aspetta, aspetta però. Allora sì. Vabbè, santo che ci sono alcune che sono super necessarie anche con le guide Sto esiste, poi andando, sono va delle bene. perle assurde. No, come no, ma E poi poi ce le recuperiamo ce lo tutte. dite anche voi che site quest volete vedere, se le conoscete già, fai questa che è bellina, poi suggerite e noi facciamo. Noi vediamo come va la storia, ci muoviamo per la città. Se appare qualcosa di particolare, la seguiamo. Se ci dà qualcosina così, la tralasciamo per il momento. Andiamo avanti la trama principale e ci finiamo i titoli. Nel frattempo abbiamo proprio tutto il tempo per cercarci queste cose particolari o se vogliamo vedere qualcosa nello specifico. Altri soldi. Non posso. Noi abbiamo la leva. Abbiamo la leva, Gianmarco. Vai, vai Roma. Metti la leva. Allora, tu mo adesso fammi vedere una cosa che non vorrei che poi il signor Twitch aspetta. Aspetta. Nel dubbio gli metto la spunta su gioco d'azzardo. Casomai, puta caso. Aspetta la chat, la chat. Non sono un fan, ho cominciato solo Like a Dragon. Io l'avevo iniziato su Xbox, ma poi non l'ho finito. Quello è molto piacente. Secondo me dovresti iniziare con Kiwami 1. Yakuza 0 secondo me si può fare dopo il 5, però vedetevela voi. Allora, guarda, se tu mi sembra di capire che tu ne conosca sicuramente molto più di me. Io ho finito solo Kiwami. Gli altri li ho sempre giochicchiati, ma già pure quando uscirono sulla Play non ho... Non posso guardare. Come li ha buttato fuori? Senti, perché? In che senso? Senti, aspetta. In che senso ti ha buttato fuori? Non c'ho manco... C'hai forse qualche filtro del profilo che non puoi vedere determinate cose? Forse mettendo il fatto del gioco d'azzardo c'ha qualche filtro del profilo? Allora, aspetta, lo tolgo. Vedi un attimo. Magari c'è la spunta, sì, come dice Gianmarco. Fatto, tolto.
Senti, sei troppo un bravo ragazzo, però non fa niente, perché non vuoi vedere? Ah, perché giustamente rompono i Ah, coglioni. allora pure a Papa l'ha buttato fuori. Ok, Perché però, ragazzi, che impostazioni avete che non mi allora piacciono? io ti dico la verità, l'ho fatto pure io, perché in alcuni momenti quando aprivi Twitch pareva che si vendava un casino, quindi Ok. perdonatemi. A posto? Adesso vedete che dovreste rivedere tutto tranquillamente. Niente. Ok. Però, signor Twitch, noi volevamo mettere le cose e tutto, però i ragazzi non vedono. Sì, è per questo, per evitare pure un attimino qualcosa, che se l'algoritmo rileva certe cose ti rompono i coglioni. Dai, almeno facci fare una vincita grossa, così magari ci dai un trofeo e tutto. Tre monete. Tu c'hai qualche peculiarità, perché comunque ti serve la leva per funzionare. Più che altro me ne sa pure perché magari gli dà più ricompense. Allora, se tu per farti Ah, non capire aveva quello, sentito, perciò l'ha riscritto. per farti capire quello che volevo dirti prima del casotto, visto che tu ne sai più di me, secondo te, pure per trama, storia e quant'altro, dopo quale titolo conviene giocare lo zero? Anche perché io lo portavo con la versione ufficiale per PC con una traduzione amatoriale in italiano, ma deve uscire la riedizione. Sì, Quindi a sto punto iniziamo da un altro. o dopo il E 4 o dopo il 5. ok, così nel frattempo noi facciamo uscire la riedizione, bella, tranquilla e sistemata. E dopo il 4 e il 5 ci giochiamo lo 0 in versione aggiornata. Ok, il piano mi sembra ottimo. Come preferite voi. Ah, e riprendiamo la tradizione che avevamo in live quando lo facevamo. Non sempre, non tutte le volte, però qualche volta dovremmo finire la live al karaoke Certo. e cantare Bagamitai tutti in live, tutti, tutti, altrimenti succede bordello. Vi caccio dal canale. Ecco, a posto. Quindi, visto che è una cosa che c'è in tutti i giochi, dai, sbloccaci qualcosa, dai. Ma fa che forse hanno tolto la leva perché da qua non si vince niente. Dai, Io l'odore mettitela. di perculata lo sto iniziando a sentire. Fammi fare un lancio, vai. Vai, vai. Ah, Rotù, rotù. aspetta. Ok, il piano sta prendendo forma. Ok. No, niente, non si vince qua. Mm, Basta, via sta merda, non mi piace il gambling. no. Via. Quindi magari per questo. Vabbè. Mi piacciono i gacha, che è diverso. Allora. Dai, eh. No, se tu guarda, ti dico la verità, due giocate gratuite. Ottimo. Visto che deve uscire la riedizione, non c'è nessunissimo problema. Anzi, Ah, ma ce le fa al massimo, lo zi mi sa. Questo era il massimo? No, non è il massimo, è quella di mezzo. Ecco qua. il primo è stato una ciofeca. Ma fa che questa è la palla del protagonista di Dandadan? No, episodio Quello è crossover? d'oro. Niente? 50 monete. Per lo sfizio, ci fai uscire da showroom e ci compriamo la chiave. Lo sfizio. Ma così, per vedere l'effetto che fa.
Hai preso pure le monete sul bancone là, lo sì, non l'ho Sì, le ho visto. prese prima, le ho prese prima. Va bene. Già, Marcone, è il tuo momentone. Oh no. Vabbè. Gianmarco. Però intanto, telescopio non abbiamo ancora messo. Va bene. Allora, 6. 6. E fine qua. Tutto a posto. Poi, 2. 6. Allora. Ok. 4. 4. Allora, a livello temporale, a 9. parte sta cosa dello zero, ci conviene iniziare dal primo o da qualche capitolo più avanti? Basta. Allora. 10. Ok, non è che erano più facili, sono di più, pezzo di Sono merda. di più di difficoltà crescente. 17. Inizia dai primi e seguili, non giocare spin-off fino a Like a Dragon. Ok, lo iniziamo dal primo. Aspetta, grazie. Tranquillo, tranquillo. Momento, Io e Settone ci stiamo organizzando, vai proprio tranquillo. Allora, calcolatrice. Allora, come finiamo Alan Wake 2? Iniziamo da Kiwami. A posto. Pensa, ce li ho tutti sulla Play. Comprai proprio la raccolta quando uscirono l'ultima volta le riedizioni e gli aggiornamenti. Sono riuscito a finirmi solo Kiwami. Non me lo so platinato, ma la maggior parte delle cose l'ho fatte. Like a Dragon l'avevo iniziato su Xbox, sono arrivato penso quasi a ma neanche un 20-30% del gioco. Dovetti staccarlo per un po'. Non l'ho più ripreso e me ne sono pentito. Perché? E vabbè, se tu ci adattiamo, la pecora nera della famiglia c'è sempre. Io vedo al massimo se ci sono le versioni PC con qualche mod ottimizzazione, magari qualcuno che ha migliorato qualcosa e lo possiamo portare meglio. Non ci sono problemi. Vai con calma, Gianmarco. Giusto, non potremmo avere un problema qui. Noi dobbiamo capire, la Throne Room o è rara e quindi non c'è uscita, oppure va messa in un punto specifico. Se è un punto specifico, siamo fottuti. No, Settone, io a lui do lo stesso trattamento che do ai miei grandi titoli, quindi lo scarico, lo setto, lo miglioro. Se c'è un po' di reshade che gli diamo anche un tocchino grafico, lo facciamo vedere meglio. Giretto su mod o su Nexus o da qualche parte per vedere o qualche patch non ufficiale che migliora il titolo. Traduzione italiana se presente o vediamo se qualcuno l'ha fatta ed è possibile utilizzare. Ce lo mettiamo di gran lustro e ce lo togliamo avanti molto velocemente. Andiamo avanti molto molto velocemente. Poi ci ritorneremo un giorno per le secondarie. Avrà lo stesso trattamento di tutti. A 4. 4. Ok. Sgrondels. Allora, 2. 6. 4. 9. 10. 17. mm,
tornare qua. Allora, io devo capire come cazzo funziona qua, perché il problema mo sovviene in un'altra maniera. Facciamo che piano di terzo. Dove cosa? Ok, Setto, vedo un pochettino in giro perché pure con Yakuza 0 inizialmente credevo che non ci fosse la lingua italiana, ho trovato sta traduzione amatoriale per PC fatta molto bene e il titolo era perfettamente giocabile e comprensibile. Quindi magari esce fuori qualcosa. Aspetta, aspetta. Allora, usa 0. Allora, io tenevo salvata una pagina, devo cercarmela domani nei preferiti, dove c'era tutta una situazione per quanto riguarda proprio le patch di Yakuza. Ho detto io in questi giorni mi ci metto già a vedere un pochino qualcosa. Io intanto a sto punto inizio già a vedere per Kiwami, ma là penso che siamo tranquilli. Senti, io in questi giorni devo proprio formattare il computer. Formatto il computer, parto pulito da zero e mi setto Mori. Le guide e le cose già ho visto dove vederle. Faccio bella pulizia così che ho fatto un sacco di casini e situazioni durante gli ultimi mesi. Prima soltanto per vedere un video di Salemme su YouTube, all'improvviso schermata blu della morte. Ho detto no, aspetta, devo formattare. Faccio una bella pulizia da zero. Ce lo settiamo per bene. E penso riesco a farlo anche. Allora, mentre chat mano 1, ecco, ha elaborato il dato. Ottimo. Ah, questa è la versione Smash, tutti Mamma qui. mia, bella, però che Ma mo rottura da di qua dietro palle. cosa esce? Cosa esce mo da Una qua chiave di dietro? merda uscirà. Allora, fermi. Allora, tu inizi a contare. Martedì. Mm, 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 mm. Che ti voglio dire, proprio una data definitiva. La settiamo già adesso. Noi adesso la settiamo. La settiamo. Ed è quella, appunto. 7. Setti. Ma lo vedi che è tutto un giro allora? Ok, 7. Rignoffa. Trofeozzo. Per Ecco questo forse perché. era molto più Ecco difficile. perché. Ok, fatto. Noi ne dobbiamo arrivare a prendere 8 per sbloccare quella tenda e capire cosa fa. Sì, ma stanno quei due là, sono impossibili. Sono impossibili. Quante cazzo di volte lo dobbiamo fare sto gioco per finire almeno di un'ora? Allora, già, ma iniziamo noi a trovare mo la Tron Room e vediamo che cosa ci Se porta. ce la dà, sto merda. Anche perché, ti ripeto, c'è anche la modalità molto più difficile della DER. E se già il gioco normale è così, e la DER è così, nella difficile, che cosa devo fare? Gioca senza pad con gli occhi Forse bendati al senza mappa. contrario, non so. Forse non ti fa vedere la mappa. Mamma mia, senza mappa è un bordello. Allora, scarpe qualcosa, manco poca. Allora, penso. Però cazzo mettetevi girate, porca la miseria. Mannaggia la miseria. Allora, di sicuro dopo martedì perché ho avuto un po' di Ah, problemi col lavoro e devo un attimo recuperare in sti giorni. Dimmi. no, prendiamo la gemma. Ah sì, Prima di tornare a c'è stanza. la... No, ma tanto ci abbiamo il retro qua. A posto. Boh, Dining e via. pure dici. Anche piena. Allora, tiriamo qua. 0415.
dopo martedì 0415. Sì. Allora, se tu settimana prossima come sei messo? Partiamo un attimo dalle basi. Allora, oggi si magna Country Store Pie. Se avevamo la boiler, 10 punti in più. Però prendiamo un punto dal sale qui. Cestino portapranzo. È libero, ha detto. Ok, tutti i giorni senza problemi. Già sta cosa è ottima. Allora, se ci possiamo sentire martedì pomeriggio, perché io vedo, devo trovare assolutamente il tempo in questi giorni di formattare il computer, però se formatto non lavoro, quindi c'è un attimo un piccolo conflitto di interessi su sta cosa. Domenica, tipo. Io quella è la data che stavo pensando. Capì? La domenica magari Mi organizzo con Martina, facciamo un po' di più in questi giorni e domenica lo formatto. Così mentre fai ti metti a chillare un po', ti metti un po' di PlayStations. O ti vedi un pornazzo. C'ho manco un film, qualcosa da vedermi. Vabbè, mo vedo di trovare io la soluzione. Devo trovare Jammox. Però ci sentiamo martedì pomeriggio e ci settiamo la data. Che a prescindere dal lavoro, gli orari e cose, computer formattato, riesco a trovare il tempo di mettere Omori e settarlo. Una volta che è quello basta mettere la data. Perfetto. Okay. L'hai mai visto oggi? Shaolin Soccer. Ho visto talmente tanti spezzoni che penso di averlo visto tutto, secondo È me. arrivato il momento che tu veda Shaolin Soccer completo. Mentre il PC si formatta, ti metti e te lo guardi. Potentissimo film. Che bella idea. Io penso così me ne va a capire un'idea, Gianmarco. Penso che domenica, se formatto il PC, il tempo che si fa il PC, io dirò mi appoggio 2 secondi sul letto. Morto. Sì, il tempo che il PC si formatterà, io starò un Però attimo. fidati che le colonne sonore di Shaolin Soccer ti tengono bene compagnia. Ci ha fatto finire la run. Torbjorn. Però potremmo andare dal gift con la chiave, visto che ne abbiamo 2. Noi dobbiamo solo provare run. No, è solo questa. Ah, ti apri pure sotto la lista là delle stanze della scacchiera? Il documento? Sì. Dici tu, una volta che abbiamo finito, vediamo se abbiamo la combinazione. No, no, un ottimo ragionamento. Altre 2 chiavi, però a noi servirebbe la key cards, che non abbiamo. E non ci dobbiamo dimenticare di staccare la run nel nook. Esatto. Ma un trofeo. Allora, qui a sto punto ci manca sempre quel libro. Dobbiamo vedere a New Clue. Così ci controlliamo il fatto. Sì. Come ho detto, va bene che i ragazzi ci danno una mano e tutto, però voglio capire l'indizio principale dove era e capirlo prima di tutto io. Allora, Antani, possiamo vedere di qua, abbiamo qualche altra cosina. Osservatorio, ma ci chiuderebbe. Tutti ti chiudono oggi. A questo punto, almeno ci facciamo qualche altra stellina in più. La chiave, 5 gemme, le mele. L'osservatorio è sempre un piacere. Abbiamo capito. Io una cosa soltanto effettivamente vorrei capire. Ma dopo il 50, sai che fai? Così tu più ne accumuli, poi più ti riesci a mettere le costellazioni finali con altre. sì, E si sommano punto... solo le positive, quelle là grosse. Credo che tipo a 99-100 mi sa che si ferma. Però allora dobbiamo scendere tutto forse giù. no. No, la ringrazio, ma tanto ormai si trovano facilmente online. Se quindi... vuoi condividere qualche titolo lo puoi fare. Ecco. Però gioco, mamma mia. Allora mettiamo la boiler. Nella boiler non abbiamo visto se c'era un pezzo della scacchiera, sai? No, aspetta, forse giù c'era e l'abbiamo segnato. Allora ne approfitto a sto punto. Ti carico.
Ti carico l'elenco, quello lì. Altri documenti. Già senti che ne ha scritto uno, mi sa. Ho detto una frase in inglese, quindi è palesemente... Io ho letto My Brother. Ecco qua, sì, sarà. E poi ho letto qualcosa qui sotto qua. Tipo My Brother è Big Cock. Spartiti no. Scacchi. Ecco qua. Allora. A noi ci interessano re e regina, l'office e lo studio. Abbiamo messo qualcosa di questo? Lo studio no e neanche l'office. No, quindi a meno che non ci escono qualcuna dal gift shop andando, non si può fare. Ok, allora. Siamo messi bene. Magari nella... La master bedroom, cosa c'era dentro? Oggi ti posso dire, mettila, che tanto è un vicolo cieco. Tanto male, mettila. My Brother Eva Cockzilla. Ok. Un Gold Tokyo Private Police in italiano doppiato da Pietro. No, quello già l'ho visto, doppiato quello da già l'ho Pietro visto. Baldi, non lo sapevo. Un sacco ride. Allora, questo già sapevamo. L'abbiamo fatto da noi. Qua non c'è niente. Guarda il letto un secondo. È Popol. Che Io avevo cazzo visto ci dei fai tu piedi, qua? lo zio. Oh, non t'alza e ci fai un jumpscare perché guarda, finisce male Blueprint. Alt F4 e ti disinstallo. Mi raccomando. Mi ricordo se c'era già l'altra volta, no? No, l'altra volta non c'era. C'era. Non è che era quello che abbiamo comprato nel negozio, lo zio? Ah, il L'oggetto. plush. È vero, Questa avevamo qua. comprato. Ok. Però è solo ornamentale, non fa niente. Io purtroppo non sono esperto, quindi mi affido anche ai vostri consigli. Ma magari me ne guardo uno stasera, dai. Lente di ingrandimento. Quando ti serve non c'è mai. Allora, qui non c'è un pezzo della scacchiera. Non c'è da nessuna parte. Qui dentro non c'è niente. Qui c'è soltanto questo utilizzabile. Va bene. A questo punto possiamo soltanto provare. Dalla cosa là. Master, come si In chiama? realtà, Gift shop. sì, dal gift shop di là cercare di farne Abbiamo 3. 118 passi. Sì, no, già mai siamo diventati abbastanza Penso competitivi. che non abbiamo mai più fatto una run di fine, cioè che ci sono finiti effettivamente i passi. Effettivamente no. Allora era tutto di qua. Poi di qua. Ragazzi, vi prego, il dibattito sul miglior studio che fa i pornazzi hentai, vi supplico, no. Vi prego. Anche questo no, non anche questo qui. Boh, si scambiano titoli, scusa. Cioè, Sono conoscitori, capito? li vedono, a questo punto possono aiutarsi. Ma mi è Perché no? arrivato Setti che fa il Bunny Walker top animazione, dice Papa, qui li fa anche meglio. Cioè, Ma Gesù, è un argomento come gli altri, Gianmarco, scusami. Ma non è un argomento come gli altri, voi siete folli, come Freezer. Per me Pink Pineapple, per me. Poi ognuno ha le proprie preferenze. Vedi, Setti incazzato come un mostro. Pink Pineapple merda. No, Incazzato. no, settone, dai. E poi i gusti sono gusti. Quindi ci sta, ci piace. L'importante ecco è che abbiate trovato uno studio di vostro gradimento. No, non possiamo comprare niente qua. Non abbiamo tutto ormai, non serve più a niente. Almeno la luxury, almeno Ho detto, quella. bello, ho detto, no vabbè, senti, sono io che riassumo i messaggi, figurati. Non si va. Anzi, 19 anni, cioè voglio dire, allora muto, Setti, muto, master. Rispetto per gli anziani, tra i quali Enzo. Farugli. Farugli. Per ridere, Closet esce la lente di ingrandimento adesso. Almeno per fare là.
No, Ma no, avevo visto giallo, ho detto è lei, madonna mia. Enzo è mio fratello, gli voglio tanto bene. Giusto, bisogna, è importante. Ma non eri tu il preferito fino a un Vabbè, paio non di vuol giorni dire, fa, è va cambiata bene. la Ma va scena. bene pure a Ah, te, vabbè, cosa no, vuol dire? vogliamoci tutti bene, però capisci, c'è stato questo cambio di scena. È Ma quello che succede, stato un plot twist esagerato. no, ma perché io incarro le trame delle cose. No, ricordo che l'altro giorno mi dava della merdina in chat, quindi vabbè, pure io ti voglio bene come un fratellozzo, settozzo. A sto punto a noi ci conviene già Marcone, ci conviene finire nella break room, quindi dobbiamo tornare indietro. Mica ti odio, è che sei una merda, è diverso. Allora era un finto plot twist. Ok, va bene, tutto a posto, tutto regolare. Un plot twist nel plot twist. Sì, Quindi scusami, che vuoi fare? Non ho capito? noi non dovevamo fare altro. Ma dobbiamo solo riavviare la run. C'hai 3 chiavi. Aspetta, dobbiamo fare ecco cosa. Che poi l'abbiamo messa, ma non ci siamo entrati. Marco, noi abbiamo messo all'inizio Dica. Dica. e non l'abbiamo utilizzato. Messo in laboratorio. Vabbè, ormai. Allora, Però aspetta, che l'ha detto ieri Regen Regen. ci disse cercate nel laboratorio. Vabbè, bene, a tutti gli altri, però vedo Vincenzo con il mio fratellone in mano come un bro. Grazie. Ti ha dato del E qui fratellone, però. ruota non c'è. No. Allora, ho detto, se tozzo, fa rima con fratello. Cioè, se la rima cade così, io che cosa ci posso Quindi si fare? insulta tutti, giusto? E Ok. dicendola in napoletano, se tozzo. Ponte. Che è ponte? È il ponte dove abbiamo trovato l'ultimo pezzo. La foto del ponte. Allora, vediamo dove sono collegate queste cose. La Sposa. sposa. Si è sposata sul ponte. Ok, quindi non c'era l'indizio per ruota, ma questo qui. Ok, noi perché dovevamo scegliere di Tu continui a esplorare. Non mai sapevo. la sposa? Scusi, ha pure la piazza di spaccio. Se ci pensi. Mm, no, aspetta, sta cosa non la Non la sapevo. conosci da No, scusa. Te lo devi far raccontare da Fabio. no. Stavi dicendo Vincenzo, stavi dicendo come si dice in napoletano? In modo affettuoso, in base alla tua risposta, ti si risponde con un amorevole a Mammat. Ecco, con affetto, non No, detto con cattiveria. No, è quando io agli amici lo dico con affetto, gravissimo. detto in modo Allora, andiamo a offensivo. spendere quelle 3 chiavi, lo zio, dato che non c'è più un cazzo qua dentro. Andiamo giù al lago. Andare subito. Ci abbiamo 105 passi, possiamo andare ovunque. Allora, dobbiamo andarcene. Sono una Ecco, a corner. posto. The Un Foundation. piccione, mamma. Ma non esce un altro porcellozzo da là dentro. No, te l'ha detto. Ma è stato proprio cattivo, però guarda, tu quello che metti... Poi però una volta preso, più. Oh, buonanotte, papà. Papa, buonanotte. 10 minuti arriva quello. Ma sempre, Sì, quando stiamo per staccare. pezzo di merda. Allora, magari un piccolo potenziamento. Guarda, sempre caso scenda là. Sì, sì. Allora, noi da qua vediamo un attimo la situazione. Una, due lì dietro. 1, 2 e 3 la nera là. Forse Ok. quasi, siamo quasi Anche alla perché fine. dietro le avevamo aperte tutte, se non mi sbaglio. Già Dobbiamo anche riprendere volendo la chiave per provare ad aprire un'altra porta, nella stanza quella là che le 7 porte aspetta, fisse. mo c'è la chiave di nuovo. O era unica? Non Vediamo se l'abbiamo lo, controllata sta cosa, è vediamo se vero? lo spin è chiuso, mo quello là dietro. Era una. Cazzo! Quindi ce ne sono altre quattro in Vabbè, ma giro. mica ti puoi fare 7 run di gioco. Può essere una run, non ci credo. A Perché meno ti dà che... varie possibilità, ci sono vari enigmi. In base a quello che ti esce, tu devi capire come risolverlo. Va bene, non ci interessa. Allora, a me mi stuzzicava questa qui qua dietro che si vedeva dall'alto.
Se ne vede un'altra qua dietro. Già l'abbiamo trovata, grazie. Era vero. Però aspetta, Giamma, sta cosa va contro tutto quello che abbiamo capito e utilizzato dall'inizio del gioco. La prima cosa che abbiamo trovato è rosso bugia, blu no. verità. Quello Questa ha però detto una è verità. giustificato dai biglietti nelle casse, che c'era quello che ti diceva non tutti i blu sono veri, non Ok, tutti i rosa. quello me l'ero dimenticato. No, Era perché per se no ho quello. detto aspetta, c'è un colpaccio di Ma scena. comunque informazioni di là alla fine non abbiamo trovato stesso. Manco nella Allora, base. dobbiamo solo capire il signor Ruota che cazzarola dove sta. Per il trono. Non è che noi in realtà dobbiamo entrare nella stanza 46 con la carta questa qui e succede qualcosa. Non lo so, sì. Però diceva dalla prossima partita verrà aggiunto alla draft pool. No, allora lo dobbiamo mettere nel mezzo e a sfiga non c'è uscito. Mettiamo nel break e chiudiamo e startiamo la prossima, che tanto ce la facciamo. Tanto con l'orario 011 012, possiamo ok. staccare in qualunque momento in realtà, perché ormai Sì, a noi serve effettivamente adesso mettere solo l'obiettivo è quello. la throne room, stavo per dire la break room. Allora, si chiama la giornata. Si starta pure con una bellissima chiave passepartout. Noi dobbiamo fare sta cosa e gli scacchi, punto. E rapinare una volta il luxury shop Le cassaforti, e le casse forti. le lettere stanno là. E le lettere che devono arrivare nella mail room e le lettere rosse. Il freezer. No, abbiamo ancora un bel po' da fare, ci siamo un attimo confusi. No, no, tutto a posto, tutto a posto. C'è ancora da fare. Oh, Non tu ti l'abbiamo... sei confuso, io ti ho guardato storto e ho detto che abbiamo finito. Ma perché io quel gioco ho detto, stanno parlando tutti bene di sto gioco. Scarichiamolo, proviamolo. Tanto sarà un bel puzzle game che avevo capito fosse un bel titolo, ma non capivo che ci saremmo menati in una situazione del genere, Gianmarco. Ti posso dire che ho trovato il nostro prossimo gioco. Pure. Sì, allora. Coney Island. No, Gianmarco, è... allora, mettila così. Di base è una serie di escape room da giocare in due persone, ambientato in un sottomarino. Mo' di questo gioco, questo è il capitolo 2, quindi mi voglio informare sul primo. Per il secondo, uno gioca da PC, l'altro gioca in contemporanea con lui dallo smartphone e alcune cose escono solo a te, alcune cose escono solo a me. Quindi dobbiamo collaborare. Venduto. Noi dobbiamo fare keep talking e nobody explodes, così. No, fa quello. Vincenzo, ma ti ricordi cosa esce il 5? Dice Setti? Esce Firebreak, che esce il 5 Firebreak. No, cosa esce il 5? Ma non c'ho presente, se ti perdona l'ignoranza. Qualcosa che possiamo giocare insieme. Qualcosa che mi magari. sono completamente dimenticato pure io. Ah, cazzo, Ah, è vero, il 5, è vero, è vero, è vero. E allora tocca. No, Setti, sono così pieno. È vero che siamo a maggio, ma l'idea che è arrivato giugno non si è ancora messa nella mia testa, visto che oggi sono sceso 15 maggio per andare al bancomat a prelevare qualcosa e sembrava un giorno di novembre e mi sono preso pure una bella pioggia addosso. Quindi quel fatto che siamo a giugno esce Deltarune, me l'ero proprio dimenticato. A giugno esce anche Dead Stranding 2, quindi giugno sarà bello pieno. Che ho detto io? Quello, noi stavamo per chiudere. No, yeah. No, stavolta abbiamo iniziato adesso la run. Sì, vai tranquillo, quellone. No, non ti preoccupare, stiamo scherzando. Dai, quello è uno scherzo, una burla. Quello, se tu vai a bigliacche tutta la notte e poi arrivi a questo, non è colpa nostra. No, è arrivato pure preciso che l'abbiamo iniziata proprio adesso, quindi sei arrivato nel momento migliore. Ho detto quello, se vai a bigliacche invitaci. Grazie. Ma pure per darti un parere, qualcosa, per Facciamo capire le compagnie che frequenti. un cock rating. Allora, qua mettiamo lo shelter. No, toolshed.
con 2 oggetti. Proprio 2 special item. Abbiamo special item. Questo è molto special e questo ci può aiutare. Aspetta, scendi un po' la cosa. Che si bugga sempre questo fatto che non si legge tutto. Vieni! Andiamo qua! L'invito è stato fatto. Tanto non ti preoccupare. L'amore è nell'aria. Anche quello a pagamento, però evitiamo cortesemente. Sei privo di disoneste. E vieni allora quello. E qua. E andiamo. Ma sono che l'unico stronzo che le uniche che si è trovato sono state disoneste di mente e di corpo. Cioè, sotto alcuni punti di vista, non tutte per fortuna, però un buon 80%. Vengo a prendere. No, quello non è mi vieni a prendere, ti porto io poi a disoneste. Andiamo con la mia macchina. Anche tu non già la patente, quindi non È anche un fatto, o te lo carichi sulle spalle, però poi è un po' difficile, capì? Poi quando si dice Blueprint, sai che roguelike si cambia? Dice setti? Qua proponi setti, dici? Madame Web. Madame Web l'ho visto, non me ne parlate più, l'abbiamo commentato, l'ho commentato, basta. Quindi vai, ma perché si bugga? Mannaggia al cazzo. Aspetta, vediamo se possiamo fotterlo così. Normalmente no. No, c'è posto, la macchina ti danno 5 posti, voi gli fa. Cioè, che non ti dovrebbe far sedere accanto a lui sul lato passeggero. No, battute a parte, mo. Io non ci sono mai stato, sono sincero. Manco a Amsterdam mi sono andato. Però se tu vieni qua quello e vogliamo andare, ci andiamo, che te devo dire? Isaacone, io te Giammo, tutto bello e simpatico, un nuovo save file. Ma no, vogliamo fare il Binding of Isaac, dobbiamo finire nelle migliaia di ore. Allora, Io ci sto, ve lo posso proporre con l'alternativa che già facevo in live. Isaac tutti nudi. No, Isaac, tutti nudi. C'è un plugin esterno, si collega facilmente con Twitch, e già ho fatto live così. È Isaac, ma voi più vedete la live, più accumulate monete. Con queste monete potete darci dei potenziamenti o dei malus in game. Esempio, c'è il pulsante uccidi Isaac, noi perdiamo la run. C'è il pulsante dona qualcosa. C'è il pulsante togli i soldi. Quindi è un'arma pericolosa che darei nelle vostre mani. Già ho provato il brivido l'altra volta col fratello di Andrea, che io mentre giocavo e volevo finire la run, lui in chat mi diceva sbrigatevi i soldi, lo devo far morire. Quindi io avevo l'ansia di terminare la run prima che lui accumulasse i crediti. Quindi se volete lo possiamo fare tranquillamente. Da giocare tutti insieme. Ma c'è il multiplayer, lo so, però si può giocare anche a 3. Se si può giocare a 3 va bene. Io faccio cacare su Isaac, ve lo dico soprattutto col pad. Fino a 4. Ah già, quello è uscito l'aggiornamento multiplayer, è vero. Ve lo dico, sarò inutile. Ci ho provato già. No, setto a 3 si riesce forse un pochino più facilmente. Una bella 12 ore solo di Isaac e io non esco vivo, ragazzi. Senza muore. Io ve lo ridico. Sta là. Cioè se va bene, c'ha altre 2 settimane. No, quello no. 2 settimane di sono poco. Io no, nella media. Io ho avuto il culo di quando è uscita l'ultima espansione. Una volta aver capito come arrivare al vero boss finale del gioco, fatta la prima volta, tutto a posto, morto subito perché giustamente ti trovi una bestia del genere davanti, è finita. Seconda volta in cui gli sono capitato davanti, avevo sbloccato una combo di Tanuki che mi rendeva invincibile se restavo fermo. 1000 orbitanti e cose varie che facevano tanto danno. Io sono stato così sdraiato e ho fatto fa tutte le fasi a lui. Io non mi sono mosso proprio. Niente. Come vendetta finale. E poi da lì non l'ho aperto più. Ho detto aspetta. Leggi anche Setti cortesemente. Come si vede che come rogue. Sì. Io settimana prossima mi organizzo. Aspetta. Se lo mettiamo qua, noi da qua possiamo continuare a salire, una possibilità c'è. Abbiamo però gemme e soldi bloccati. Si può tentare, per me ci sta a fare il tentativo, ma siamo ancora all'inizio, a noi grosso modo ci servono. Ma già ma proviamoci. Vai. Proviamoci. Scappa. Tremo.
Ah, a te non piace, senti, ok, allora no, peccato. Guarda, allora, l'idea mi stuzzica. Mi sono visto il gameplay trailer che è uscito settimana scorsa di 10 minuti. Non sarà il gioco più bello del mondo. Non sarà la cosa preferita da tutti. Non sarà quello che uno vuole, Bloodborne 2 o Remastered dove sei. Però se tu qualche partituccia lì per farsi due risate, visto che è procedurale, randomico e tutto, e ci sono varie meccaniche dentro, io una botta gliela do. Ma Marco, non si bestemmia, Dio, ma non ho bestemmiato, ragazzi. Quando ho bestemmiato? Che ho detto? Soprattutto, se avrò detto qualcosa in particolare. Io quell'Elden Ring lo sto vedendo. Oh, ti è piaciuta l'ambientazione? Senti, fai gli eroi con i tuoi amici e sopravvivete Nella stessa nella stessa mappa, sì. Con 2 alberi cambiati. Con due alberi, vi è piaciuta la mappa di Elden Ring? Vi è piaciuta Elden Ring? Vi piace la mappa? Entrate, partite random e vi divertite. Vai, andate. Sì, andremo ma perché l'ho detto? Di solito non lo dicevo più in realtà, ultimamente, allora. Neanche come mi sarò confuso. Vabbè, posso dire comunque Dio Calamaro, cioè non è che uno non può dire queste cose qua. Il Kraken è il Dio Calamaro. Noi la cosa che diciamo sempre, se a qualcuno dà fastidio, voi ditecelo e settiamo il livello del canale su quella cosa lì. Sono impazzito, ragazzi. No, ho detto la verità. Ecco. Mannaggia. Io gli dissi il giorno in cui ho scaricato Blueprints, Gianmarco, ho trovato un gioco molto carino, simpatico e rilassante. Subito lo facciamo perché è un indie, dovrebbe durare il giusto. Poi zitto, cioè, l'inizio mo l'hanno... No, lo zio Nico. Che c'è? Inizia già subito così. Va bene. Allora, 16. Ah, ok, a posto, a posto. Poi... Esatto, il problema è che per quanto io cerchi di darle, soprattutto su argomenti come questi, c'è giustamente che ognuno di noi ha una certa sensibilità su certe parole, quindi visto che vorrei che nel canale sono tutti tranquilli, visto che a tutti finora non hanno dato problemi, se a te dava fastidio abbassavamo un pochettino i toni limitandole, però visto che non ci sono problemi e così faremo in futuro, proprio perché voglio fare una community che viaggia sullo stesso binario e andiamo tutti d'accordo. Chi rompe i coglioni viene cacciato. La regola è una. Tranne io, perché sono immortale. Tranne lui perché è immortale. E sono a fianco a Enzo, quindi se mi caccia gli spacco il PC. Quindi lui ha l'immunità per ovvi motivi. Il problema è che lui ha cancello del mio palazzo. Sì. Ha il cancello elettronico per il parco dove mettere l'auto. Non lo posso bannare, raga, è imbannabile. No, perché se no entro nel parcheggio e gli sfondo anche la macchina. No, niente. Io caccerei solo una cosa a mano. Setti, attenzione, piano con le affermazioni, che poi succede un incidente diplomatico mondiale. Cioè non è che siamo messi bene in giro, quindi... Fronzi. Allora, no, e tu giustamente... Allora, se esce la fornace... Caccerei solo il cazzo nel suo poderoso sederino. Perfetto. Proprio così, a presa diretta. Il mod non si può bannare, esatto, quello. No, il problema è che, allora, se vogliamo rapportarla con i termini da Twitch, mettiamola così... Ok, metti... È uscito rosso, ma non quello che ci serviva e ci ha poldato. Potevamo provarci ancora da sopra, però così. Abbiamo sbagliato, abbiamo stati avidi. Mica c'è qualcosa? No, niente. Allora, torniamo nella break a sto punto. Senti, è toccabile a meno che non mi caccia. No, senti, tu sei toccabile, che Enzo preme il tasto. A me non può fare manco quello. Può dire Gianmarco vattene, io me ne vado, però gli sfondo la macchina. Gianmarco è il super mod, che io un paio di mod ce li ho, poi quando ci sono i casini non ci sono. Quando non c'è casino vengono e se gli togli il mod se la prendono. Infatti l'unico vero mod sono io. Quindi tu ci sei sempre. Vabbè, senti, mo ci sei sempre, ci sei spesso. È stato molto occupato per quella cosa. Sì.
quella cosa. Ma i Burga Frame Custom. Anche questo è vero, confermo. Cioè a me veramente mi deve solo buttare giù una distruzione di massa per non farmi essere live. Cioè, ma noi dovevamo iniziare a fare live con Midnight Suns, quei momenti. No, ti avrei ammazzato in live. Mi sto facendo il culo anche per voi. E fai bene, senti, perché noi dobbiamo mettere mano. Fai bene. Dobbiamo mettere? Mano. Ok, no, eccola qua. Ok. Posso fare anche un altro gesto nel caso? No, non penso, là potrebbero esserci problemi proprio strutturali e tutto. Là un attimo, un po' offline. Mettere mano fantasma. Allora. Cioè, la mano esce spesso, ragazzi. Aspettate. Anche piede. Ma c'è qualche streamer che mentre qualcuno gli fa le cose gli mettono un piede davanti o cose varie? No, non parlo di OnlyFans, cose coi piedi e cose varie. Parlo proprio di Twitch o anche YouTube. No, ragazzi, non si può fare, purtroppo. No, non si può fare. Ragazzi, i mezzi sono quelli che sono, la base economica è quella che è. Ci sono dei progetti, se alcune cose andranno bene, e vi ricordo sempre che mi devo fare pubblicità a sto punto. A fine mese vi dirò tutto. Se i mezzi professionali ci saranno o no dipenderà dal futuro di questa cosa. Quindi aspettate fine mese. Io vi dico quello che vi devo dire. Ci regoliamo tutti di conseguenza. No, ragazzi. Se le cose vanno bene, io per Gianmarco microfono dedicato con clip, così non si deve neanche muovere. Telecamera e postazione sua accendibile o spegnibile in base alla sua volontà. Io non la voglio, non voglio. Io te la metto, tu c'è la non stream deck spendere qui. i soldi, non serve, non la voglio. La metto qui. Allora, ci sono le persone. No, Lo facciamo con i punti canale. No, assolutamente no. Tipo ragazza di Amsterdam, No. metti il gettone e appare Gianmarco. Io sono una mano e resterò tale. Punto. Gli facciamo una bella situazione. Spacco tutto. Cioè, vedi, il pubblico ti vuole. Sei della famiglia. Grazie. Oh, grazie mille, sei tu. Sei della famiglia, a me lo so che sono della famiglia. Però, quindi, hai capito? Diamo modo alle persone di... Sì, no, quello sì, però io devo fare apparizioni. Non deve Allora, essere al massimo possiamo fare così. Penso che questa idea metterà tutti d'accordo. Mi metto domani, creo un qualcosa di riscattabile con i punti canale. Ma appaio anche io, dai. Salve. Ecco, con grande lui c'è. Aspetta, dove sta? Spostati. Grande maglietta di Goku, potentissima, perché io sono un vero Saiyan. Facciamo un bel pulsante riscattabile con i punti canale. 5 minuti di pausa mi faccio io e cambiamo di posto. E Gianmarco si siede qua. Avete Gianmarco per 3 minuti? Ma per fatti? No, ti siedi qua e ti vedono. Se qualcuno ti vuole vedere. No, nel senso, stare tutto il tempo in webcam mi azzecco, anche perché io ogni tanto devo fare adesso alcuni gesti turettici che se li faccio in live potrebbero portare dei problemi. Duriamo 3 giorni, ragazzi, nemmeno. Ve lo dico chiaramente. Che livello stai? Di Tourette 4. Livello 4. Di Super Saiyan 6. Oh, lente di ingrandimento, attenzione. Ma mai è uscito un cazzo qua sopra. Attenzione. Allora, Gianma, vai. Senti il fluido. Bianco e beige. Non c'è beige. C'è un blu. Blu. Ok. Era intuibile. Ma non posso darti un'idea folle? Certo. Qui non ci sono. Allora, ragazzi, ci sono le gemme dietro oppure no? Gianmarco, avrai indovinato? No. Niente. Coppole di minchia. Sucato. Vabbè. Tu sai anche Tourette, sì. Facciamo il giusto equilibrio. Ogni tanto da Tourette diventa un'altra cosa, però quello pure non si può dire in live, quindi vi lascerò il dubbio. Quindi avete capito perché non posso stare sempre, perché poi ogni tanto penso devo sfogarmi, quindi faccio dei piccoli... No. Vi faccio qualcosa con i punti canale. Lui 2 minuti si siede qua.
e lo vedete. No, facciamo 3 minuti 3 minuti. e Ok. gioco io al posto tuo. Ok. Qualunque Allora dobbiamo cosa stiamo mettere facendo. tanti punti. Sì. Ok. Sì. Ok. Cioè per 3 minuti qualunque cosa sta Anzi, succedendo, guarda, switcho io. Aspetta. Ma se facessi un modello VTuber da mano così non ti si vedono le mani? Cioè invece di apparire io appare una mano che parla. Va bene. 3 punti no. Allora, No, ragazzi. pensa spettatore. Eccoli qua. Ma allora, aggiungi ricompensa personalizzata. Mano si mostra. Poi al limite cambiamo il nome. Come lo vuoi? Anzi, è il tuo, dillo tu. Dillo tu. Vai. It's Mano time. Ok. Tipo Power Ranger. It's Morphin time. It's Mano time. Ma... Descrizione. Prego, detti le sue allora, regole. cioè, facciamo sistema da loro. Fai come vuoi. Per i successivi 3 minuti. Allora, non dire il costo di punti canale. Ah, no, se ti viene in mente o cose okay. No, possiamo mettere qualunque numero vogliamo. Allora, per i prossimi 3 minuti. Ok. La mano prende il controllo di qualunque gioco si stia facendo, e che alla fine il divertimento è in quello. Di qualunque titolo e o momento. Vai. Quindi pure se stiamo vedendo un video su YouTube e parte, tu ti scegli qua e comandi tu e fai tu. Ok. Ok. A posto. Allora, Gianmarco. Tutto caruccio, tutto sistemato. Eccoci qua. Cosa è stato riscattato? Non è ancora aggiustato quello, chi l'ha preso, quello non è ancora pronto, non è ancora pronto il nice. Mia. Ma fate sempre qui. Oh, ragazzi, era tutto a posto, stavamo vedendo un fatto. Allora, il pulsante è già attivo, già c'è, fatto, creato, già c'è nelle ricompense. Abbiamo fatto, io ero stato molto cattivo, vi ha graziato, ma veramente vi ha graziato. Vi suggerisco, ragazzi, comunque di non usarlo ora se poteste, perché stiamo per chiudere, quindi non serve un cazzo. Vi avverto, perché però fra 5 minuti, 10 minuti abbiamo finito, quindi un po' inutile. Tenetevelo per un momento più simpatico. Io avevo messo il doppio, se tu. Ragazzi, Enzo aveva messo 500.000 di punti, sappiatelo. 250k, fate comitiva, fate gruppo. Anzi, guarda, Vai. proprio la generosità. Vai. Visto il costo, facciamo così. Penso che Gianmarco è d'accordo con me. Allora, aspetta, di qua. Ok. Allora, facciamo così. Scendiamo di uno qua.
Allora, fatto. Abbiamo modificato due cose. 200.000 e invece di 3 minuti, 5 minuti. Mi ha fatto Ragazzi, altro sconto e più minutaggio. ragazzi, quindi voi lo volete vedere? Seguite il canale, accumulate i punti. Tanto Gianmarco è sempre qua, quindi pure che ci vuole un po' di tempo e venite ogni tanto, non ci sono problemi. Siate pure furbi, ragazzi, quando si fa il sondaggio, le bet, uno di voi accumula i punti. Allora, ecco, vediamo il livello di apprezzamento verso Gianmarco. Allora, se va bene questo e qualcuno lo riscatta, facciamo una cosa simile, però in un modo un pochino più particolare. Che volevi fare? Fammi capire un attimo. A posto, abbiamo risolto. Con i sondaggi si perdono. Beh, 10 punti, chiami 7 per rompere il cazzo fino a quando non risponde. Anzi, vi dirò di più. Il primo che lo riscatta, aggiungo una regola. Il primo che lo riscatterà farà scendere il costo del comando di 10k. E ogni volta scendere fino a che non dirò basta. Ma non scenderà sotto i 100k, sappiatelo. Quindi poi quando arriverà a 100k, ha fatto volare l'accendino per aria, ho detto che cazzo sta succedendo. Impegnatevi e fate scendere quel costo. Ne metteremo uno a 1 milione. Gianmarco apre il suo canale Twitch. A posto. Con quale tempo? Gianmarco, allora, prendiamo i tempi. Capiti? Stiamo avviando una carriera. Tu vieni, già c'è un pubblico che ti vuole bene e vuole che tu vai in live. Ecco, a posto. Mi devo fare la pipì, però. Sì, anche se penso la dobbiamo staccare purtroppo staranno e che è troppo tardi e siamo troppo all'inizio. Un altro paio di minuti mentre vado in bagno al massimo. Facciamo un paio di stanze così e la stacchiamo, ma giusto per vedere se esce. Ma infatti ragazzi io non ho niente, manco la scrivania c'ho. Allora ragazzi, siamo ancora in fase di progettazione del pulsante per questa scommessa. Al limite facciamo una colletta e gli prendiamo un PC. Cioè proprio per fargli capire, se il pubblico ti vuole, Gianmarco, vieni. Scriviamo una lettera al sindaco, non lo so, qualcuno riusciremo a trovare un computer per Gianmarco. Un cazzo di sponsor che dice aiutiamo questo giovane streamer ad emergere e gli manda un computer. Cioè c'è pure il titolo, Gianmarco da zero a streamer. Lui non si deve preoccupare di niente. Jammox deve essere contento. Presto aprirai un canale e sarai già bossato. Cioè, capì? Gli stiamo dando già il giusto supporto. Niente. Cioè, uno di solito fa partire il canale e poi cerca di trovare modo di farsi conoscere quando... Tu già parti con una base del genere. Allora, il trofeo qua tanto l'abbiamo preso. È vero, col telefono non gli serve neanche il computer. Non ha più scuse. No, mentre è in farmacia. L'angolo del farmacista. A posto, è fatto. Sta roba mi prende un botto felice di Vincenzo che è una community che vuole bene a Gianmarco quando voglio bene a te. Questa cosa ti rende contento e bellissima. Vi ricordo che il canale Fruscio e Setti è morto perché Fruscio non gli piaceva che mi volevano tanto bene. Con tutto l'affetto e con tutto possibile tranquillità verso una persona che ho comunque conosciuto e che mi ha fatto comunque modo di arrivare a te, a fanculo. L'importante è che adesso noi siamo qui, settone. L'importante è che stiamo settando questo. Tu che mi conosci da tempo sai quello che io sto cercando di fare
e che è una follia. Io lo so che è folle quello che sto cercando di fare, però anche così un pezzettino alla volta lo stiamo facendo e continuiamo a farlo. Quindi continuiamo, pensa come stavamo un anno fa, pensa come stiamo adesso. Allora, se tu vedi, ce l'ho sempre dentro. Già, ma abbiamo risolto il problema. Non ti serve un PC neanche per streamare. Fai le live stesso da cellulare in farmacia. A posto. Non ti serve smartphone, ce l'hai. Una presa per ricaricare c'è. L'account Twitch te lo creiamo noi. Puoi streamare. Ma che ve streamo? L'angolo del farmacista. Consigli sulla salute, eccetera, eccetera. Ma io sono un magazziniere, non posso dar consigli sulla salute. Vi aiuto, vi insegno a mettere a posto i pacchi per bene. A posto. Ok, mi faccio vedere come funziona il programma. Ah, vedi? WinFarm. Quante altre persone possono fare live di un programma di quel genere? Nessuno. Saresti l'unico. Faccio vedere le mail. No, là corri dei rischi per la privacy. Le note degli ordini, non è che... No. A te è funzionato la spalla come? Non ho il mio mano. Se tu mo sei occupato con quello, se quella cosa tu ti ci impegni tanto adesso e già lo stai facendo, e quella cosa ti va bene nel modo in cui anche io ti ho detto l'altro giorno, se a te piace, creati il tuo canale di nuovo e fai quello che semplicemente vuoi fare, punto. Io ti dico, avendo risolto con alcune cose del lavoro e sono ritornato pure più tranquillo e sereno nel fare le live, proprio perché mi ci diverto prima di tutto io. Quindi tu mo continua quell'altra cosa. Niente vieta di continuare o ritornare a fare live anche tu in un certo modo. Motori, close, Dattic. Fornis e Solarium. Quindi sono i Casi morti. Casi chiusi. Vabbè, stava prendendo appunti sulle stanze. Ah, e sono le stanze senza via d'uscita, i casi corner come le curve. Aspetta. Dice ruota, aspetta. Dammi ruota, il primo elenco di nomi che ci esce. No, non c'è qua. Qualche altra cosa qua? Sì, tu adesso hai già i tuoi impegni su sta cosa che è molto importante. Una volta che quella va in un certo modo e ti dà fondi e tranquillità per fare quello che ti piace, se tu senti la mancanza di fare le live e le vuoi fare, torna a farle a modo tuo, senza preoccuparti degli spettatori, di chi viene, se sale, se va. Falle per divertirti. Keep left, in che senso, mi scusi? Qui non c'è niente. Allora. Questa è la seconda freccia. E ce n'era pure un'altra prima. Oddio, questo è un aereo, però. Ah, questa è partenza. Allora, qui non ce ne sono. Questa è la partenza. Ok. Diciamo che vogliamo seguirla, no? Punti di qua. Non serve un cazzo. Non è un'arma dietro qualcosa. Partenza. Questa dice keep left. Tieni la sinistra, come se fossero delle indicazioni. Ok, vai dopo. Di nuovo a sinistra perché c'è una freccia a sinistra. Fork, quindi a sinistra. Poi a destra. Cieli liberi. Qui non c'è niente. E dead end. Quindi partenza sinistra, destra. Sì, ma partendo da dove per arrivare dove? So. Le indicazioni le stiamo trovando, ma dove cazzo portano? Allora, questo forse è l'indizio che ci diceva del chip.
Così per arrivare alla sala del trono, perché mo il libro finisce che lui... No, quella è l'altra storia. Forse aspetta, non vorrei dire una cazzata. Ma non è che sono le indicazioni da fare dall'ingresso per Apri un attimo la arrivare nello mappa. slot? Non si apre. No, uscendo da qua. Partenza. Fai un keep left. Sinistra, destra. No. Se no, sinistra, destra. Dead end. No. Allora, No. tu qua dici dead end. Qui c'è la mappa e poi frecce non ce n'è, poi ci dici stop. Allora, iniziamo a vedere un attimo qua. Buonanotte, Setti. Buonanotte, se tu non ti preoccupare, tanto mo stiamo staccando anche noi. E così non si vedrebbe normale. Siamo page count starts on little pages. Allora, X è the way. Y. Ok, un cazzo di cifrario da decifrare. Fatti le foto così. Oh, cazzarola. E vediamo poi Cazzarola, che ci possiamo cazzarola. trovare. Allora. Così se per caso. O così si riesce a vedere in un certo modo. Se me le posso vedere quando ho un attimo di Va pausa. bene la foto all'equazione però. No, ma le faccio tutte e due. Devo vedere un attimo di... Aspetta, meglio così. Facciamo questo qua e ci prendiamo questo. Ok, allora. Dead end C major key. Guarda tutti i segni. E poi qua. Sospetto il sindaco. Sospetto il minatore. Sospetto il minatore. Vabbè. No, qui non c'è altro. Allora, già stacchiamo la Sì. run. Questa è un'altra cosa che ci dobbiamo un attimino studiare e fare per bene. Questo fatto delle strade da seguire è la cosa che sta nel libro. Mo però, come ci dovevamo arrivare al ponte seguendo queste indicazioni? Allora, noi dobbiamo fare, calcolando la nostra sfiga e tutta una serie di fattori, almeno altre 2 sere, fare delle run normali e vedere se ci appare la Tron Sì. Room. Se non ci esce vuol dire che per farla uscire bisogna fare un procedimento particolare. Se non troviamo quello, Quello sta là. e quello sta pure di qua, Fino a... Io non devo ce la andare faccio. No, io a domani casa. devo alzarmi presto per lavoro. Lui Io domani devo mattina andare a deve lavoro. lavorare. Il problema, lo sai, abbiamo tirato un pochino più tardi. Ma a sto punto preferiamo staccare adesso e perdere una giornata così, visto che non ci interessa. Ci riposiamo tutte e due e domani vediamo pure di fare un pochino di più. Non ti preoccupare, non ti lascio. Vabbè, Domani ma siamo un'altra volta qua. abbiamo già tardato rispetto all'orario solito, per quello. Effettivamente. Non ti preoccupare quello. Non ti Tanto preoccupare. domani non sappiamo ancora che cosa faremo a parte lui. Ci organizziamo e domani sera Capito? siamo qua. E fu così che non li videro mai più. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Abbiamo proprio sgarrato stasera.